Dopo settimane di botta e risposta a distanza e polemiche, ora il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Danilo Toninelli si troveranno faccia a faccia per ben 2 volte in 2 giorni. Domani a Roma al Ministero per un vertice convocato da Toninelli per discutere di Mose. L'indomani a Susegana per il taglio del nastro del nuovo ponte della Priula. E questa sarà la prima inaugurazione di un'opera pubblica in Veneto a cui presenzierà Toninelli dopo aver disertato l'apertura del primo tratto di Pedemontana. 2 incontri, 2 occasioni per chiarire e chiarirsi, e di carne al fuoco ce n'è molta, a partire dalle grandi navi a Venezia. Toninelli era arrivato in laguna la scorsa settimana, ma in quell'occasione non c'era stato l'incontro con le istituzioni locali. Il presidente del Veneto si toglie un primo sassolino dalla scarpa. Io non cerco la rissa con nessuno, però di certo non ho gradito il fatto che si sia detto che io non vado alle riunioni, quando di riunioni sulle grandi navi ne è stata fatta in un anno una sola, una di natura tecnica, alla quale ho mandato i tecnici, quindi ho mandato il mio assessore De Berti, ed è stata una riunione che si è tenuta il 19 febbraio del 2019. Quindi dire che manco alle riunioni e sembra che vado pronto a fare altro, decisamente no. Ma detto questo ce lo lasciamo alle spalle, guardiamo avanti, cerchiamo di collaborare ovviamente con tutte le istituzioni dello Stato. Con Toninelli parleremo di grandi navi, spiega il governatore. Per noi resta fermo il tema del comitatone del 2017 con l'allora ministro Del Rio. L'unica soluzione rapida è quella di utilizzare una viabilità acquea che è distante da Venezia, che è utilizzata da sempre dalle petroliere che vanno a Marghera. Venerdì alle 11 invece nuova occasione di incontro tra il ministro e il presidente del Veneto, quando ci sarà l'apertura ufficiale del nuovo ponte della Priula. Si potrà anche passeggiare perché poi ci sono le piste ciclabili, oppure si va da sotto direttamente sul Greto del Piave e si ammirerà questo ponte che di fatto è stato totalmente restaurato, ma dentro, e non si vede, ha un'anima d'acciaio che è la vera struttura portante che noi abbiamo inserito. 2 momenti che vedranno Zaia tu per tu con un ministro pentastellato. L'autonomia non può rimanere fuori dalla porta. E l'autonomia resta la priorità di questa regione. Io spero che questo governo si decida quanto prima a portare in Consiglio dei Ministri una bozza di accordo, di intesa, come è stata definita tecnicamente e giuridicamente. Guardi, il processo è innescato perché indietro non si torna più. Ne parlerà comunque con Toninelli? Beh, non escludo che un accenno lo si possa fare, anche se la partita è gestita ad altri livelli. E mentre si prepara a questi 2 appuntamenti, Zaia ci dice che sta scrivendo il discorso di presentazione per il 24 giugno alle 18, quando a Losanna verrà scelta la località che ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026 tra Cortina Milano e Stoccolma, e il presidente del Veneto lancia un invito ai cittadini. Adesso stiamo cercando di diffondere, soprattutto ai giovani, ai ragazzi, a chi usa i social, di farsi una foto con questo cartello, no? Con Milano Cortina e l'hashtag. Cerchiamo di diventare endemici e virali, visto e considerato che da noi tutti vogliono le Olimpiadi, a differenza di Stoccolma, dove sembra che un cittadino su 2 non voglia le Olimpiadi.